Alessandro Bortolami, il giovane di Zero Branco che è rimasto fra la vita e la morte alcuni giorni, è stato dimesso dall'ospedale di Castelfranco. Ha chiesto di poter partecipare ai funerali dell'amico Lorenzo Cristea che si terranno con tutta probabilità giovedì alle 15 a Loreggia. Il giovane, interrogato dal pubblico ministero, ha detto di non ricordare nulla dal momento dell'uscita dalla discoteca alla rissa terminata nel sangue. Così il suo difensore, l'avvocato Luca Dorella, per aiutarlo, ha pensato di portarlo, appena starà meglio fisicamente, nel luogo del delitto per vedere se questo possa fargli tornare la memoria e possa ricordare quello che è accaduto. Il suo aiuto potrebbe far luce su alcuni aspetti della rissa e dell'omicidio. Intanto, a chiarire chi abbia utilizzato il coltello militare insanguinato trovato nel luogo del delitto saranno i risultati degli accertamenti del RIS di Parma. Solo allora si potranno chiarire, almeno in parte, i contorni di questa tragedia. Al momento le versioni sono discordanti. Secondo l'avvocato Fabio Crea, difensore di Badr Rouaji, il 19enne, in carcere insieme al 22enne Taha Bennani, accusati entrambi dell'omicidio di Lorenzo Cristea, non esiste nulla, a parte le dichiarazioni dei giovani del gruppo di cui faceva parte la vittima, che faccia dire che il suo assistito avesse in mano l'arma. Per questo motivo il legale presenterà un'istanza al Tribunale del Riesame di Venezia contro l'ordinanza del GIP Marco Biagetti che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il 19enne. Nel video, nel quale viene ripresa la rissa e il delitto, compare anche Taha Bennani. Gli avvocati che lo difendono, Paola Miotti e Fabio Targa, sottolineano come il loro assistito sia per gran parte del tempo vicino ad un fossato, inginocchiato a terra alla ricerca degli occhiali che avrebbe perso nella colluttazione. Senza quelli, ci spiegano i legali, il 22enne vede davvero poco. Dall'altra parte le versioni concordanti del gruppo numeroso secondo il quale i due nordafricani sarebbero stati armati e li avrebbero colpiti. E qui un'altra domanda: dove sarebbe finito il secondo coltello utilizzato per ferire le vittime? La seconda lama, ritrovata qualche giorno dopo vicino al fosso, non sarebbe stata utilizzata da nessuno dei ragazzi coinvolti nella rissa.